Fofo Di Benedetto non ha lasciato alcuna speranza agli avversari, fin dalla prima prova speciale, vincendo con il passo di un rullo compressore l'edizione 2017 del Rally dei Templi. Il pilota di Canicattì, qui in coppia con il messinese Roberto Longo a bordo della Ford Fiesta R5 della SGB Rally, ha dominato in lungo e in largo la gara organizzata dall'Automobile Club Agrigento, aggiudicandosi davvero cannibale tutte le 9 prove speciali in programma. Di fronte a tanto strapotere, da giudicare eccellente la performance del favarese Gabriele Monreale in coppia con Pituzzella, che ha portato la sua Peugeot S2000 in seconda posizione davanti alle più aggiornate Fiesta R5 di Luigi Bruccoleri, Evan Rosato e Pietro Gandolfo e Stephanie Rocher. Monreale, nonostante 2 problemi in prova, ha tenuto duro, staccando di 8 secondi e 5 il regolare Bruccoleri e di 18 Gandolfo, alle prese con un'errata scelta degli pneumatici e protagonista di 2 dritti nella prova di Cianciana. Tra le autostoriche, scontato dominio della Porsche 911 di Totò Zambuto e Antonio Piparo, che hanno replicato il successo ottenuto nel 1986 nella prima edizione del Rally dei Templi. Seconda piazza per i Gianfilippo padre e figlia con l'Alfetta GTV. Il Rally dei Templi 2017 è stato disputato da 62 equipaggi, 38 dei quali hanno portato a termine le 9 prove in programma, lunghe complessivamente 70 km su 300 km di percorso.